Guagliù, quando perde il Napoli, sto a così ingazzata che mi piglio con tutto quanto. Addirittura pure comare. L'ultima volta che il Napoli ha perso, mi sono appiccicata con l'oceano, però non mi aveva soddisfazione. Era troppo pacifico. Lo sapete cosa fanno due infermieri in una banca? Fanno un prelievo. L'altro giorno a Napoli ho visto una donna, mamma mia, e quando era buona, teneva due zizi di questa maniera. Come l'ho vista, gli ho detto: "Wow, sore, e che bel davanzale che tieni!" E quella mi ha risposto: "Ma perché? Sei a Dostonghe casa, ne?" Guagliù, lo sapete cosa mangiano i cannibali a cena? L'insalata condita. L'altro giorno a Napoli ho mangiato in un ristorante ed ho mangiato un piatto di spaghetti, mamma mia, troppo buono, e ho chiamato il cameriere per fare i complimenti. Gli ho detto: "Cameriere, questi spaghetti sono una musica." E quello mi ha risposto: lo so, infatti sono gli spaghetti alla chitarra." Lo sapete qual è il parrucchiere preferito dai medici? La chemio. Un uomo seduto al ristorante da più di 20 minuti aspetta di essere servito. Così, un po' incacchiato, si rivolge al cameriere e gli dice: "Cameriere, sono 2 ore che aspetto il pollo, ma sta dormendo?" E il cameriere risponde: "Sì, sì, è su un letto di patate." Guagliù, vi posso fare una domanda di geografia? Secondo voi, dove si trovano i mongoli? Non lo sapete? E allora vuol di chi? In tutto il mondo! Un uomo al ristorante, molto contento di aver mangiato una buona bistecca di carne, dice al cameriere: "Cameriere, è molto buona questa bistecca a sangue, mamma mia, è una squisitezza." E il cameriere gli risponde: "E grazie o cacchio, o cuoco si è tagliato orecchio." Lo sapete quali sono i segni zodiacali che vanno più d'accordo? I pesci con l'acquario. Un ragazzo dice alla sua fidanzata: "Amo, io ti amo tanto tanto, lo sai perché? Perché tu sai tutto di me." E la fidanzata gli risponde: "Oh, vero, questa non la sapevo." Guagliù, lo sapete che si dice che se vi mangiate i topi e i sudici fanno bene alla salute? Non ci credete? È per questo che i gatti hanno 7 vite. Patrizia e Maria si incontrano al supermercato. Patrizia chiede a Maria: "Maria, hai mai visto una tromba d'aria?" E Maria risponde: "Wow, tutte le sere nel mio letto mio marito roppa che si è mangiato le fasole, anche che tromba d'aria è un ciclone." Guagliù, lo sapete perché una bionda non va mai nel bosco? Perché ci sono le more. Marito e moglie. Il marito dice alla moglie: "Amore, vogliamo fare un party?" E la moglie risponde: "E dove?" E il marito: "Che ne facciamo? A dove tu? Basta che te ne vai il più lontano possibile."
Amici, lo sapete qual è il modo per far rimanere una persona in coppia di spina, in ansia? Lo volete sapere? Ve lo dico domani! Pasquale e Gennaro si incontrano in una strada di Napoli. Pasquale chiede a Gennaro: Gennaro, conosci a Kitty? E Gennaro risponde: Kitty chi? E Pasquale: chi te vive? Ragazzi, vi posso fare una domanda di geografia? Lo sapete dove si trova Brindisi? A Capodanno rinda tutti in famiglia e tutto l'anno rinda tutti in bar. Amici, se mangia fuoco va dal dietologo. Lo sapete cosa gli dice? Cosa gli chiede? Dottore, scusate, ma un fuoco fa ingrassare? L'altro giorno una donna mi ha chiesto: ti piace il Grande Fratello? E io gli ho risposto: ah sono figlio unico. Ragazzi, se vi sentite tristi, se vi sentite musce, se siete un po' depressi, forza, su con la vita! Capocchio in coppa ci stanno i ziz! Lo sapete che cosa fa un pittore quando rimane al verde? Passa un altro colore! Un bambino chiede a suo padre: papà, posso andare sullo scivolo? E il papà gli risponde: sì, voglio a papà, voglio, però state accorto a non sciuliare. Lo sapete qual era il gioco preferito di Trump a 14 anni? O trampolino! Un giornalista intervista un tifoso napoletano e gli chiede: secondo lei qual è lo sport preferito di Higuaín? E il tifoso napoletano risponde: guardate, secondo me lo sport preferito di Higuaín è il calcio. Sì, il calcio nel culo. Guagliù, lo sapete qual è la tassa che pagano le mucche? L'emu! Un ragazzo dice alla sua ragazza: Amò, per me tu vali zero, però non ti preoccupare, perché ti ricordo che lo zero viene sempre prima di tutto là di numero. Ragazzi, lo sapete perché la farfalla non sopporta il camaleonte? Perché te una lingua troppo lunga. Un pescivendolo va a farsi un caffè e scrive sulla porta: torno subito. Ragazzi, secondo voi un pomodoro che vuole raccontare il suo passato a qualcuno come gli dice? E se lo deve scrivere, come scrive? Passata di pomodoro. Amici, lo sapete qual è il locale preferito da Messi, Suarez e Neymar? Il Barcellona. Napoli, scuola, la maestra chiede a Pasquale: Pasquale, dimmi dove si trova l'Aquila. E Pasquale, alzando gli occhi al cielo, dice: maestra, che non ci sta, però un coppia in montagna, sì.